Ritorna la 2 giorni di grande atletica a Cassola, allo stadio di San Giuseppe. Si parte sabato 11 settembre con il Serenissima Para Athletics Meeting, che giunge alla sua terza edizione, il primo meeting nel Veneto con formula senza barriere, che nasce sul presupposto dello sport per tutti. Attesa allo stadio sabato 11 l'assessore regionale Emanuela Lanzarin, che sottolinea come la Serenissima sia un momento memorabile in continuità con le Paralimpiadi di Tokyo, che hanno visto esprimersi tantissimi atleti in un crescendo di emozioni, risultati e vittorie. Il weekend si conclude domenica 12 con il Mennea Day, ormai una consuetudine a Cassola, e la manifestazione aperta a tutti, dove interverranno due figure che rappresentano il meglio della velocità azzurra: Paolo Camossi, allenatore di Marcel Jacobs, oro olimpico, e Manuela Levorato, numero 1 dello sprint con il record sui 100 metri. Un fine settimana di condivisione per valorizzare e cementare sul territorio lo sport inclusivo e senza barriere di alcun genere.